Signori e signore, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Attenzione perché oggi sabato vi do un aggiornamento di calciomercato, o per meglio dire una notizia esclusiva per voi di calciomercato che riguarda il nostro Napoli e un attaccante del nostro campionato italiano che sta facendo faville e che presto potrebbe vestire d'azzurro. Infatti il Napoli è pronto a pagare la clausola rescissoria di questo giocatore per dargli la maglia del Napoli. Attenzione, rimanete fino alla fine perché è una notizia veramente in esclusiva per voi e che è stata confermata anche nelle ultime ore da Pedulla. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche. Se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione e attenzione perché potete commentare e chiederci direttamente tutto quello che volete sotto i video in modo tale da insomma vi risponderemo ecco nel video successivo. Detto questo, signori, come sapete il Napoli, come vi abbiamo detto più volte, vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione quando il Napoli appunto competerà anche in Europa, nell'Europa che conta, ovvero nella prossima Champions League. Attenzione perché Conte ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis a Manna rinforzi importanti in tutti i reparti del campo. Milinkovic-Savic per la porta, a discapito di le smentite del caso, vi comunico che comunque è tuttora un portiere che a Conte farebbe piacere avere in rosa. In difesa Comuzzo, a centrocampo ci stiamo un po' guardando intorno, ma attenzione perché nel reparto offensivo, oltre ai soliti nomi per gli esterni, ce n'è uno clamoroso per quanto riguarda il vice Lukaku, se non addirittura un attaccante titolare in sostituzione di Romelu Lukaku. Di chi stiamo parlando? Tenetevi forte. Stiamo parlando di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, attaccante della nostra nazionale italiana che sta facendo benissimo in questa stagione di Serie A, un attaccante che unisce rapidità, forza tecnica e tecnica, un attaccante, attenzione, che si libererà, che si può liberare per la bellezza di 52 milioni di euro la prossima estate. Quando questo, attenzione perché la clausola è valida dal 1° al 15 luglio, dopodiché il costo del cartellino sicuramente raddoppierà, se non potrà arrivare tranquillamente, signori, verso gli 80 milioni di euro. Quindi clamorosa indiscrezione che vi voglio rilanciare. Il Napoli sembra voler investire la quasi totalità di soldi che arriveranno da Osimhen quest'estate, una parte dei 75, per portare in azzurro Kean, obiettivo proclamato come primario da Antonio Conte per la prossima estate. Attenzione perché sono già in corso i contatti con l'entourage di Kean per capire la richiesta del giocatore, che comunque prende 2 milioni di euro la Fiorentina, quindi assolutamente un ingaggio alla portata del Napoli, che ovviamente dovrà corrispondergli qualche milioncino in più, ma non dovrebbe essere un problema. Il giocatore si potrebbe misurare con una squadra di livello top del mercato italiano, quindi ha già fatto sapere che sarebbe entusiasta di vestire azzurro. Il costo della clausola ce lo possiamo permettere, signori. Trattativa lampo, commesso è un po' adirato, diciamo così, di perdere questo giocatore, ma già comunque l'entourage aveva fatto mettere nel contratto, no, questa clausola, quindi diciamo che era già preparato. Kean è esploso definitivamente. Attenzione perché Moise Kean e Napoli non sono mai stati così vicini. Diteci la vostra, diteci cosa ne pensate, attivate la campanella delle notifiche. Grazie per essere stati con noi.